Questa azione è di Yokisalo, allora rimessa per il Bitonto. Lusileia si crea lo spazio e calcia! La conclusione di Diana e poi la Lazio ne esce indenne da questo attacco. Siclari! Tamponata da Giosi e c'è il rosso! Rosso per Giosi! Yokisalo, Vanessa, la Lazio muove il pallone velocemente. Pasquale un po' di spazio con la punta palo! Si rialza in piedi il pivot di Chilelli. Rimessa Lazio, Siclari per Vanessa, tiene il pallone lì, Conticelli! Lazio in vantaggio. Vanessa, Grieco, non è finito l'affondo del Bitonto, pallone rimane lì, Mansueto, ancora Vanessa. Lusileia o Renatigna, fischia l'arbitro. Renatigna, arriva il pareggio del Bitonto, è 1-1. Pasquale in barriera, parte Diana, Pepe vola, si muove Mansueto, ecco la servita, va alla conclusione, ancora Pepe. Il Bitonto con Tampa si fa largo, Tampa, il Bitonto fa 2-1. Parte Yokisalo, palo. Siclari recupera un ottimo pallone, Siclari per Colucci, stanza prolungato, 1-2, Mansueto, Pepe a prendere il pallone, Colucci, contropiede della Lazio, Colucci mette dentro, Vanessa non riesce ad approfittare dell'errore di Sesti, pace fatta e allora punizione per la Lazio, parte Vanessa, trova splendidamente Diana, ha un po' di spazio, Diana, stop, rientra Renatigna con la punta, Pepe contro Barca, se ne va Lusileia, mette dentro, il pallone rimane lì, Conticelli para con i piedi, puntata e pescata Lusileia, si libera Lusileia, Pepe ancora una volta, il capitano del Bitonto, poi lancia in profondità, Pepe riprende da dove aveva lasciato, ovvero a difendere benissimo la Lazio. Conclusione, mette dentro Barca, addomestica all'indietro da Vanessa, deviazione e 2-2 Vanessa Pereira all'indietro, Mansueto carica la botta, il Bitonto torna avanti, è 2-3. Ora viene mostrata anche una maglietta speciale, fine vince la numero 6, possesso per il Bitonto, fermato, tunnel di Vanessa, manovra della Lazio, Barca lascia il pallone a Barca che va forte sul secondo palo, si salva il Bitonto, vediamo se lo schema è lo stesso, sì, Cecilia mette dentro, deviazione decisiva di Grieco, è 3-3, gliela minaccia, poi Siclari in avanti per Pasquale, Sesti direttamente dalla sua porta, Vanessa intercetta un altro passaggio, Vanessa conclude, Lusileia ha un po' di spazio, Lusileia, Pepe, Bitonto ancora in avanti, Renatigna mette dentro, Colucci sventa la minaccia e poi traversa di Lusileia, Mansueto, Lusileia mette dentro, Vanessa, Siclari di punta, Siclari sul fondo a duettare sulla metà campo della Lazio, qui Lusileia non riesce ad indirizzare in porta, a battere quest'ultima rimessa laterale, cross dentro e il gol non è buono perché finisce la partita poco prima che il pallone oltrepassasse la linea di porta, finisce allora 3-3, un enorme Lazio pareggia contro il Bitonto